Si preme. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi siamo qua per presentare un evento importante, un evento particolare, unico nel suo genere, un evento molto simpatico che è alla terza edizione e si tratta della Mami Run. La Mami Run è una corsa che vedrà impegnate le mamme con i bambini, con i passeggini. È un'idea nata dall'amministrazione di Buttapietra, in provincia di Verona, un'idea che è partita 3 anni fa e che ogni anno ha sempre più riscontro. Noi come Regione Veneto ci teniamo a dare visibilità e lustro a questa manifestazione, prima di tutto per riaffermare il ruolo delle donne e delle mamme, importantissime e fondamentali per la nostra famiglia, importantissime e fondamentali per la nostra società, anche perché con orgoglio, magari di fronte a chi vuole identificarle con un numero 1 o 2 che sia, non si sa, diciamo con orgoglio, ecco, che la mamma è sempre la mamma ed è una base fondamentale per la nostra società. Non a caso questa iniziativa nasce nel comune di Buttapietra, che il comune è gestito, amministrato in primis da 2 donne, perché il sindaco Moretto e il vice sindaco Argentati sono 2 donne e 2 mamme. Questo a dimostrazione anche che si può fare attività sociale, attività politica, attività amministrativa, riuscendo a coniugare tutti i ruoli e anzi spingiamo perché questo venga fatto sempre di più. È una manifestazione che vede coinvolte tantissime associazioni del territorio e che promuove il territorio stesso. Buttapietra è un paese che si trova al confine di Verona, ma al confine all'inizio della bellissima pianura veronese, e anche grazie a questa manifestazione può mostrare, ecco, le proprie peculiarità. Una manifestazione che arriva in un momento particolare per la nostra storia, per la nostra società. È di qualche giorno fa lo studio presentato da Fondazione Nord-Est sulla grave crisi sulla denatalità, che porta numeri a dir poco spaventosi. Secondo la Fondazione nei prossimi anni ci sarà una vera e propria glaciazione demografica se questi continueranno ad essere i numeri, e in Veneto è destinato a perdere nei prossimi 15 anni quasi 400.000 cittadini, per cui siamo di fronte ovviamente ad un problema grande, e anche grazie a queste manifestazioni che vogliamo promuovere cerchiamo di invertire la rotta. Io non mi dilungo ulteriormente, lascio la parola al sindaco complimentandovi di nuovo per questa bellissima iniziativa. Intanto buongiorno a tutti, grazie al consigliere Rigo che ha dato l'opportunità al Comune di Buttapietra di promuovere una manifestazione, un evento che direi rappresentativo e identificativo del nostro comune e della nostra amministrazione. Infatti si tratta di una corsa, di una camminata con il binomio, il duo mamma-bambino, che appunto è la prima in Veneto, quindi ecco l'esclusività. Si corre per tanti motivi. Correre insieme ai propri figli credo che sia un'opportunità di stare insieme, e anche come messaggio, proprio come ha detto il consigliere Rigo, da lanciare a tutta la comunità. Si tratta di una camminata che ha come percorso, tragitto, l'interno, diciamo, la parte così centrale del comune di Buttapietra, quindi ben visibile, un percorso comunque lento, un percorso studiato ad hoc appunto con le mamme, i bambini, a passeggino oppure a piedi. E all'interno di questo percorso si trovano diversi momenti in cui le mamme potranno svolgere gli adempimenti di cura proprio con il proprio bambino, quindi
quindi angoli per il cambio pannolino, angoli per l'allattamento, e non solo, ci saranno anche delle attrazioni che ci accompagneranno e quindi che renderanno anche più diciamo lieto e più agevole il percorso anche per i bambini stesso, che appunto possono essere in passeggino ma anche a piedi per i più grandi. E a conclusione del percorso poi ci ritroviamo appunto nelle nostre ex scuole medie Renato Simoni, che abbiamo fatto diventare nel corso degli anni un po' un centro di culturale, un centro di attrazioni appunto per la famiglia, sociali, ludico-ricreative. E alle 11 all'interno di questa manifestazione abbiamo voluto pensare anche un momento più culturale e dedicato alla sostenibilità del nostro ambiente, quindi avremo uno spazio dedicato al giardino dei bambini, verranno messe a terra tante piante dai genitori, tante piante quanti sono i nati dal 2023, da maggio 2023 fino a maggio 2024, e ogni bambino avrà il suo albero, e appunto albero rappresenta appunto simbolicamente la vita, e non solo, anche la custodia, diciamo, per la terra in cui viviamo. Ecco. Grazie ancora per l'opportunità e invitiamo tutti a partecipare al 26 maggio. 26 maggio, tutti a Buttapietra. Lasciamo la parola al vice sindaco Sabrina Argentati. Grazie mille, grazie a tutti e buongiorno. Allora, questo è un format che noi appunto abbiamo iniziato 3 anni fa e che comprende poi nel pomeriggio un pacchetto di attività ludico-ricreative per i bambini, ma anche per i genitori, per le mamme, perché per i bambini appunto avremo dei maghi o comunque delle favole con laboratori, eccetera, mentre per i genitori delle attività di primo soccorso, di rianimazione, yoga della risata da fare sia con le mamme insomma mamme e bambino che da soli, ecco, tutta una serie di attività che creano chiaramente socialità, socializzazione e soprattutto insegnano tante cose, perché purtroppo oggi abbiamo anche il problema magari dell'isolamento di tante famiglie, di tante mamme. Ecco, tutto questo però senza perdere di vista quello che è il rapporto con il territorio. Infatti daremo la possibilità a tutti di poter usufruire dell'area picnic e dei nostri stand con i prodotti tipici di Buttapietra, che non dimentichiamoci sono le fragole, che siamo di grossi coltivatori di fragole, e il risotto con le cicche, che è appunto il piatto tipico di Buttapietra. Ecco, in tutti questi laboratori che noi appunto abbiamo ideato e creato, ce n'è uno a cui sono particolarmente legata, perché è appunto quello delle favole e dei laboratori, che vengono condotti dalla nostra amica Agata De Nuccio, ambasciatrice della lettura, dichiarata da CEMP, Italia CEMP. Esatto, benissimo, ecco, esatto. Benissimo, ecco, che non so se Filippo vuoi invitare... A posto, grazie mille. Bene, visto che l'hai introdotta, invitiamo per un saluto e per una presentazione Agata De Nuccio, che è poetessa, scrittrice. Io ne approfitto per salutare la nostra collega consigliere Elisa Cavinato, che è qui presente oggi, che da poco è diventata mamma e insomma ha portato allegria e serenità con questo nuovo arrivo, per cui ecco, grazie della tua presenza, che è importante per noi. Prego. Vai, no, proprio al centro. Qui, vero? Ecco. Allora, intanto buongiorno, grazie a tutti voi. Io sono Agata De Nuccio, mamma di 3 figli e nonna anche, quindi ci tengo a precisarlo. Questo amore per la scrittura e per la lettura nasce praticamente con me. Poi con i miei figli ho fatto un po' di allenamento, quindi ho scoperto che la lettura ad alta voce aveva veramente un impulso positivo, un'emotività che i bambini poi hanno tirato fuori crescendo. Ambasciatrice di lettura ad alta voce per conto del CEPEL, perché si sono accorti che la lettura ad alta voce porta dei benefici. Portarla in una manifestazione come quella di Buttapietra, all'aria aperta, con le mamme che si incantano anche loro mentre io leggo, è una cosa bellissima. Lo sperimentiamo nelle scuole e quindi questo attestato arriva sì, ma dopo tanto lavoro, quindi
Io invito le mamme, le nonne, le zie a leggere ad alta voce e far leggere anche loro. Nelle scuole ha un effetto benefico per tutti e poi fa sentire anche le mamme meno sole in un momento di difficoltà quando non sappiamo trattenere i nostri pargoli. Grazie a voi, grazie al sindaco e alla vice sindaco e al Grazie a tutti, quindi ci vediamo il 26 maggio a Buttapietra, una manifestazione che avrà come base la famiglia, ma anche l'ambiente, anche la cultura, anche i prodotti tipici del territorio, quindi una manifestazione a 360 gradi che rinnovo i complimenti per l'originalità e insomma vediamo di far crescere nei prossimi anni. Grazie e buon lavoro. Grazie.